intenso incontro sul tema dell'antimafia si è svolto nei locali del Palazzo dei Filippini di Agrigento. L'associazione antimafia Terra Nostra, che muove i primissimi passi sul territorio agrigentino, ha portato avanti un dibattito intitolato Lotta alla mafia, la ricerca dei latitanti, accompagnato dalla proiezione del documentario Il boss senza pietà, storia della cattura del latitante Gerlandino Messina. L'incontro è stato coordinato dal documentarista di mafia Mario Musotto, già impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata e nella tutela della memoria delle vittime di mafia. Ospiti d'eccellenza hanno raccontato la loro personale esperienza ai nostri microfoni. Pino Maniaci, direttore di Teleiato, IMD, nome in codice di un membro della squadra ricerca dei latitanti di Palermo, e Azzurra Saviano, presidente dell'associazione Terra Nostra. Non faccio altro che quello che dovrebbero fare tutti, fare informazione vera, reale e raccontare il territorio, e questo è il dovere di ogni giornalista, e quindi ovviamente nel nostro territorio ci imbattiamo in quello che è il cancro della Sicilia, la mafia. Raccontarla, denigrarla, soprattutto sfotterli, è importante perché siamo un po' da guida a quelli che sono i telespettatori, i cittadini, dicendogli che alla fine questi non contano nulla. Ecco, è un lavoro normalissimo, capisco che magari è un po' pericoloso visto gli attentati che ci hanno fatto, ma non ci lasciamo intimidire, direbbe Albanese, cazzo io, ma questa è un'altra storia. Teleiato resiste, Pino Maniaci resiste, la Sicilia resiste? È cambiato tantissimo, specialmente dalle stragi in poi. Vedi, io spero in dei nuovi Vespri siciliani, questa rivoluzione da parte della gente, la gente che si ribella a questo stato di cose. Sì, ci vogliono i magistrati, ci vogliono i poliziotti, i carabinieri, ma ci vuole soprattutto la collaborazione della gente, la gente che dice no a questi malacarne. Se io dovessi chiedere a Pino Maniaci cos'è la mafia, cosa mi risponderebbe? Peppino Impastato diceva è una montagna di merda. Noi diciamo che sono dei PDM, che non è un partito, quelle sono il PDL, l'UDC, questi sono PDM, sono dei pezzi di merda, e così vanno trattati, calpestati. Sicuramente la cattura dei latitanti è una delle attività diciamo di punta delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata, e in particolar modo a Cosa Nostra. Perché? Perché i latitanti ovviamente sono in genere chi sta al vertice dell'organizzazione, perché riesce a sfuggire alla cattura grazie alle forze e alle risorse dell'organizzazione stessa, per cui in genere sono i capi, e quando i capi stanno fuori e sono ricercati danno un doppio segnale all'organizzazione. Intanto è un segnale di forza, nel senso che significa che le istituzioni non riescono a prendere perché loro sono più forti. In secondo luogo che rimangono nel loro territorio e quindi gestiscono gli affari come li gestivano quando erano liberi, per cui la cattura di un latitante mafioso è senza dubbio di primaria importanza. L'associazione nasce da qualche mese da un'idea condivisa da un gruppo di amici. La cosa singolare è che tutti abbiamo in quel momento abbiamo condiviso il fatto che ognuno dentro di sé aveva già in mente qualcosa, aveva già la volontà di operare. Siamo fondamentalmente giovani, ma non ci rivolgiamo assolutamente soltanto ai giovani, anzi noi vorremmo che la legalità e la giustizia si inseriscano anche nei palazzi di potere, questo è il nostro obiettivo. L'associazione è un'associazione, diciamo, che non si etichetta come associazione propriamente culturale né come associazione anti-racket. Noi vogliamo fare antimafia a 360 gradi.